Amo la scuola pubblica perché studium significa passione e questa non può essere arginata da libri di testo o da dottrine imposte. Amo la scuola pubblica perché il mio istituto tecnico industriale, 1000 studenti, 90% maschi, può essere scuola polo per le politiche di genere ed i miei studenti cuciono e indossano fiocchi bianchi contro la violenza alle donne. Amo la scuola pubblica perché trovo ancora la forza di protestare ed esprimere le mie idee, ma lo faccio da anni. E quando è stata proposta inizialmente la riforma Gelmini, a studiare e ad incrociarla con le genialate dei Tremonti, mi sono alzata in collegio docenti 2 anni fa e ho urlato che eravamo fuori dal tempo, dallo spazio e dal mondo. E poi ho organizzato le lezioni all'aperto e abbiamo fatte 2 docenti in tutta Oristano. Credo che sia puramente casuale che il mio dirigente non vi abbia riconfermato il ruolo di sua collaboratrice l'anno successivo, dopo 3 anni. Amo la scuola pubblica perché posso chiedere ai miei ragazzi di pensare e non mi importa come la pensano, purché pensino. Amo la scuola pubblica perché quando i dirigenti passano a circolare invitandoci a non sparlare del ministro Gelmini, rido apertamente. Ma le circolari sono ordini di servizio e le circolari ultimamente si moltiplicano esponenzialmente e adesso abbiamo addirittura istituito ufficialmente dalle 11:30 alle 11:31 il minuto di silenzio, proprio con una campanella, ogni qualvolta purtroppo muore uno dei nostri ragazzi in Afghanistan. Non suona nessuna campanella quando abbiamo i caduti in mare dei barconi. Amo la scuola pubblica perché non produco lavatrici e quindi non do neanche garanzie, ma aiuto le menti a formarsi in totale libertà e vi dirò di più, senza pretese di oggettività. I miei studenti sanno chi sono, a che partito appartengo. Non voglio che appartengano al mio partito, voglio che sappiano qual è la fonte che io sono per loro. Amo la scuola pubblica poiché nessuno dei miei studenti ha mai espresso il desiderio di essere un tronista e nessuna mia alunna, seppur minorenne, sogna di volare ad Arcore. Ancora siamo salvi. Amo la scuola pubblica perché leggo e commento i quotidiani in classe senza filtri imposti, tranne ovviamente quelli dei direttori di redazione. Amo la scuola pubblica perché posso insegnare ai miei ragazzi la dignità, l'educazione, l'altruismo, la capacità critica dopo lo studio delle fonti dirette o indirette. E poi amo la scuola pubblica perché il mio mestiere non è una missione, ma una professione e mi fa indignare che con il mio stipendio Berlusconi ci si compri un paio di scarpe.